La storia di Giovanni è una storia bellissima, di un atleta che vince non solo le gare, ma vince anche vince nella vita e ha la possibilità di riscattarsi tramite la corsa. Vince un sacco di gare, lo racconta anche in questo bellissimo libro, ma questo libro è anche una vetrina per tutti gli atleti che vengono seguiti nel mondo degli sport paraolimpici e che si realizzano attraverso, diciamo, le gare, attraverso la competizione, perché fare sport è stare insieme, è conoscere persone, girare dei luoghi, quindi questa è stata veramente una storia molto bella. Poi abbiamo visto qual è la crescita degli sport paraolimpici negli ultimi anni, e anche nel Veneto devo dire che ci sono tantissime belle realtà come quelle rappresentate dalla SPEA di Padova, che è una realtà storica. Ringrazio la Lucia Bano, che è una degli allenatori della squadra, ma anche un'educatrice che dedica tantissimo tempo assieme a tante altre persone per dare una possibilità sportiva e agonistica a questi ragazzi. Fare sport fa bene a tutti, fa bene a noi cosiddetti normodotati e a maggior ragione fa bene a questi ragazzi come Giovanni, come Marco e tutti quelli che seguo. Ho continuato ad allenarli, avere tantissimi bellissimi risultati, perché posso annoverare 3-4 ragazzi che hanno fatto le Paralimpiadi, per chi li conosce, da De Vidi Alvise alla Porcellato Francesca, quando la allenavo si intende, Ferro Marta e Bonaldo Fernando e altri. Mi dà tanta soddisfazione perché raggiungere da più di 10 anni sono nel giro della nazionale dei ragazzi con la sindrome di Down. Giovanni, tu corri veloce. Io incredibile come Ghepardo. Come un ghepardo. Il tuo sogno è di andare dove? Stati Uniti. A fare cosa negli Stati Uniti? La corsa non fermo mai alla morte. E vuoi andare tu alle Olimpiadi? Sì, con Jacobs, Filippo e Gianmarco e Prata. Matteo Zaramella, perché ha scritto questo libro? Il motivo è nel titolo. Il titolo è Corro Ergo Sum, cioè Giovanni dice ci sono perché sto correndo, mi presento a voi correndo. Spesso i nostri ragazzi non sono considerati e invece lui insieme ai suoi colleghi che sono qui oggi, Stefano, Roberto, Marco, mostrano di esserci col loro impegno che mettono negli allenamenti e nelle gare. Quindi il motivo è questo, quello di voler mostrare gli sforzi che fanno, quanto si impegnano per abbattere tanti stereotipi che ci sono ancora.